Bene, siamo collegati da Mezzobardo per la seconda giornata del campionato Under 15 Eccellenza. Qui vicino a me, come sempre, Gianfranco Anfra. Buonasera a tutti, buona partita a tutti. A sfidarsi in questo turno infrasettimanale della seconda giornata abbiamo Rottagliana Basket contro Riviera Basket. Rottagliana arriva a questo appuntamento con un record di 0-3. Riviera invece ha vinto l'ultima partita contro Aquila Basket e ha un record di 1-3. Quindi le due squadre dovrebbero essere più o meno allo stesso livello già. Sì, speriamo insomma che sia una partita equilibrata, divertente e che ce la possiamo giocare. Purtroppo ci presentiamo con numerose assenze per vari motivi, quindi siamo un pochino in emergenza. Credo che i ragazzi lotteranno alla grande. Sì, purtroppo questa sera ci mancano parecchi attori della nostra squadra, Nuresi, Ziller, Sussuti, poi avevamo Civettini che non stava molto bene, anche Cella aveva un piccolo problema muscolare ieri, però vedo che è regolarmente in campo, quindi speriamo in una grande partita di Cella nonostante il dolore. Palla 2, si parte. Imposta Domenico per Torrisi che prova subito a vedere se la mano è calda. Ferro dice di no. Rimbalzo a Riviera dal mid, spara il secondo ferro, poi passaggio fuori misura e prima persa per Basket Riviera. Aggressivi sotto canestro, hanno già preso 2 rimbalzi già, uno in attacco e uno in difesa. Sì, attenzione, i ragazzi di Riviera, a parte il numero 15 che è veramente di stazza superiore, non sono così prestanti fisicamente, quindi dobbiamo fare attenzione a fare il taglio fuori. Secondo tiro di Torrisi che va a spegnere le mani dell'avversario, manovra Riviera, sotto canestro, buona difesa di Cella che poi genera il di Graziola che ha dato come Cecilia Roberto Dalton con i primi due della partita vantaggio Rottagliana. In queste partite siamo sempre partiti più o meno bene. Speriamo che oggi di confermarci. Quindi si la fa da padrone. Un momento Ci dà 15 cm buoni di altezza rispetto ai nostri, quindi lì soffriremo. Bisognerà mettere in difficoltà la squadra avversaria e il pivot avversario, la velocità l'abbiamo dimostrato nella prima azione, ma ottimo libero del numero 15, sbagliato, buon rimbalzo di Torrisi che la dà a Graziola che imposta, pensa al tiro, fuori Iaco, preparano un buon tiro per Dalton, fermo segno, Graziola riesce a mettersi una mano a rimbalzo ma stiamo soffrendo per riprendere il rimbalzo anche quando i centimetri sono gli stessi. Impostano Cella e Graziola, intanto il risultato è 2-4.
Gioco fermo, prende con una rimessa dal Monaco per Torrisi, imposta dal Monaco. Oggi abbiamo qualche problemino con la diretta, probabilmente la connessione non sta andando come vedere. Ma ringraziamo sempre il nostro sponsor per questo Bitnet. Intanto nel momento 2 Cela. Ma siamo già dall'altra parte, Torrisi ferma in maniera non regolamentare gli avversari che possono andare in lunetta. Come avevamo già immaginato dai tabellini delle partite precedenti. Già alza un po' la voce. Dai tabellini delle partite precedenti appariva appunto che il 24 avversario era un giocatore molto pericoloso in attacco e lo sta dimostrando subito in queste prime fasi della partita. Filippo, mi ricordi il suo nome per piacere? Purtroppo non ho qua il reperto, quindi il nome non me lo ricordo, ma Scusate, magari poi riusciamo a farcelo portare e diciamo un po' i nomi di Riviera. Sì, loro hanno vinto contro Aquila Basket con mi pare 41 punti di giocatore, il 24 o il 23, adesso non ricordo bene, e 30 contro ben referto. Quindi hanno sicuramente due giocatori che possono far molto male. Però dice che c'è uno in questa partita, quindi molto bene. Direi che si sta facendo vedere le sue doti numero 24. Sicuramente interessante come giocatore. Non in questa conclusione, ma intanto rimbalzo, ripresa, un tiro un po' fortunoso, è caduto dentro nel canestro e adesso siamo 9-7 per Riviera. sembrava anche a me infrazione di 24 secondi. Il nostro allenatore ha protestato, ha preso un tecnico, ma sinceramente appariva anche a me infrazione. Non ho fatto caso già nei 24, quindi c'era un refertista al tavolo. Non ho sentito la sirena, francamente, c'era un po' di confusione. Ma San Piero di Severo, attenzione, e quindi il libero è stato sbagliato. San Giovanni non vuole inganni. Riprendiamo nella metà campo di Riviera, mette in campo Cela. Arbitri molto fiscali, direi, su questo tecnico, però adesso bisogna stare attento a Magnacavallo. Non finirà il tempo la partita, ma non ho visto prendere tanti tecnici in Brutta palla persa, un piccolo malinteso, non riesce a controllare Carli e la palla finisce fuori. Imposta Riviera che passano. Ricordiamo Riviera sembrava più passi a Gianfranco, l'arbitro dice fallo. Il fallo successivo c'è stato, a me sembrava una intenzione di passo. Rimesso per Riviera che ricordiamo nelle ultime due partite è cresciuto molto. Un altro fallo sul numero 24 Torrisi. Siamo a vediamo anche avanti Torrisi, secondo 2 su loro. È il secondo. Si prepara Debretto. Siamo in bonus nel frattempo. Dicevo, i risultati di Riviera sono in crescita. Speriamo che il turno infrasettimanale li destabilizzi, perché sono andati all'overtime con Marostica e hanno perso il e poi hanno fatto una grande prestazione domenica sabato scorso contro Aquila Basket, portando a casa la vittoria.
42 del 24. Sono pressing avversario. Imposta Graziola. Siamo dall'altra parte. Perde la maniglia e la palla. Può partire in contropiede. Buona difesa di Carli che genera la persa dell'avversario. Time out Per Riviera. Attenzione, dobbiamo gestire questa seconda parte del quarto, già avendo esaurito il bonus. Quindi situazione un po' complicata. Siamo 7-11. Magno Cavallo vuole parlarci un attimo. Sentiamo come dice insieme. Quindi presumibilmente non vorrà nessun eroe, ma un gioco di squadra che porti a generare buoni tiri e canestri ad alta percentuale. Sicuramente. Non sarà facile, ma dobbiamo provarci, soprattutto bisogna migliorare a rimbalzo. Eh sì, un po' il nostro punto debole. De Abbiamo Prete- visto in altre partite. De Prete questo potrebbe essere un buon innesto perché ha buone doti di rimbalzista e quindi speriamo che ci regali delle emozioni positive. Certo. Tornano in campo I ragazzi. si riparte con la rimessa dal fondo di Rotagliana, dal Monaco si appresta ad andare a prendere la palla. Tutto pronto, parte dal Monaco per Ciola che la ridà dal Monaco. Pressing alto di Riviera che esce bene Rotagliana. Non sfrutta la sfruttata numerica E quindi si gioca a difesa schierata, manovra Carli, Graziola. Ceda. Sta per scadere i secondi. Dalton. Poi prova a prenderla, ma esce ancora Riviera. Dal mid-range, secondo ferro, c'era prova a prenderla. Riviera la ributta in mezzo, ma genera un contropiede. Dalton viene scartato a terra. Peccato. Però grande prontezza su questa palla vagante. Dalton in meta. Importante questo, bravo Dalton. Ne mette uno. Fortissimo Secondo. parte Riviera Veloce. ma Rotagliano si chiude bene, difesa schierata. Carli numero 15. lo costringe a buttarla fuori, proprio 48. Droid prende il rimbalzo, gestisce Per Graziola che imposta. Cela, Prova a entrare, prova un muro Carli. Prova la bomba, neanche il ferro. e si Si parte dalla difesa di Riviera che imposta sulla metà campo. Un po' di intrattenimento, prende il 24 Bomber. quindi si spalla il canestro, Droid lo costringe a fare passi, Buona difesa di Droid. intanto si prepara sul cubo dei cavi, scusate. Avete visto gli avversari iniziano sempre la manovra con il 15 spalle a canestro, pronto a smistare o ad attaccare. C'è la 3, va bene, La pareggia Cela sulla 11-11. da dietro Brenes tocca l'avversario sul tiro. 2 liberi per il numero 28. e vedo che trovano molto il tiro dalla penetrazione centrale, arresto il tiro. Mid-range, rarissimo ormai. Mid-range il tiro a più bassa percentuale e con la più alta coefficiente di difficoltà, quindi una scelta
che nel basket moderno non si vede spesso, però si vede che loro hanno buoni tiratori. 1-2 dalla lunetta, pronto ad entrare il numero 4, il numero 48 di Riviera, e poi esce Dalton e entra Perentaler. 4 minuti sul cronometro, vantaggio Riviera di un punto, 12-11. Perentaler, subito una persa, non un buon ingresso in campo. Si difende, la fa sua Frenez, sorta di piede, ragazzi. Frenez per Ali, Palizardi prova ad andare dentro, non riesce a trovare il canestro. La partita è frizzante, un po' di difficoltà in attacco da entrambe le squadre. Sotto canestro. Buon impatto sulla partita di Alessandro De Pretto, detto Droid dagli amici. Ottimo, sta tenendo in difesa. Questo canestro. Tanto esce Cardi, entra Torigi, escono le scarpe viola, entrano le scarpe rosa, bianchiamo un po' il quintetto. Droid sbaglia il tiro, riparte Riviera. Un altro tiro da Nidi, palla sul secondo ferro, manacciata di Torigi, palla fuori. Punto a punto già, questo è veramente un punto a punto, siamo lì, più uno Rodiana, tira giù un rimbalzone, Torisi si riparte dall'altra parte, Mortadeo, Frenez va dentro, ne mette 2. Buona distribuzione dei punti direi, in questo avvio di partita. I ragazzi sono tutti in partita. Ci serve perché bisogna farli tutti i canestri. Buonissima di Vizela, peccato che poi la prende il 15 e ne mette 2, peccato che l'avevamo in mano. Frenez, Torrisi, adesso sono altissimi. Sente, Gli avversari sono arrivati con un pullman. Buon tiro di Torrisi che però non sta fatturando in questo inizio di partita. Infrazione di campo purtroppo. Si riparte dalla persa per infrazione di campo. c'è la 2 minuti sul cronometro, 15-14 per l'Ottagliana. Imposta il numero 28 che lo dà dentro il qui, palla canestro si gira, la prende 2 volte contro Frenez, il mismatch è Importante, fa valere i suoi centimetri. dall'altra parte Carli la butta un po' in mezzo, arriva Torrisi, Droid per il Thaler, Carli per il rimbalzo, Droid fuori per Torrisi, fallo direi, visto che l'ha sbilanciato. E parte Riviera da 3, numero 28, Ferro, tira giù di balzo Torrisi, riparte. De Pretto per Torrisi. Si riprova, Penso è andata un po' fortunata il gol per Torrisi, fallo di Cali. Sì, quasi un po' confuso della partita. È vero che bisogna spingere in transizione, ma poi a difesa schierata ci vuole un po' di ordine.
Nielsen. Fallo genera liberi perché adesso siamo in bonus. Esce il lungo avversario. Va a ricordarsi il numero 15 che è stato più di un problema sotto canestro. Metterlo 24 che è una manina estremamente limitata. Mette il primo. Vediamo il secondo libero. Si aggiunge la palla. Gira su spero e esce. Parte Torriso, dopo Bazzella, Frenez imposta per il palleggio in maniera un po' avventata, Carli consegniamo il dato per Torriso, 17 portando sul cronometro, va veloce, 28 rischia di passi, ma poi la palla gliel'ho chiamata. Senza l'intimidatore al centro area, sia in attacco che in difesa, abbiamo dei vantaggi da sfruttare. Questo è un discorso di... Sì, non penso che potrà molto tempo. Partito sulla linea di Torriso, viene armato in maniera non corretta da un avversario che stiamo ancora dal fondo perché al quarto fallo ha fatto bene spenderlo con 33 secondi sul cronometro. Si parte dal fondo, vediamo se c'è uno schema, cosa bisogna aggiustare. Non gli andava bene all'arbitro, c'erano 6 falli, ne vuole 5. È fondamentale che sia tutto corretto perché è un campionato di eccellenza. Frenez pensa a spararla da fuori a Carli che alla capezzella, Frenez ancora, buona difesa, Torriso, Graziola, facciamo fallo sul tentativo di uomo, invece passi, radati dagli arbitri, francamente non sono proprio un captatore di passi, quindi io non lo capisco ovviamente. Sicuramente l'arbitro è più formato di me. Guarda il ricordo di Carli che con questa proprietà in una lotta romana secondo era uno spettacolo, non è andata giù, ma bene che la grinta c'è. La grinta c'è, l'intensità c'è e siamo punto a punto finalmente in partita. Forza così ragazzi. Guarda Mirko, guarda che sia su YouTube. Non sei più il telefono? No, ho provato una volta. No, ma mi dà 13 spettatori. Cosa sei tornare, rompitarsi, smortarsi, impitarsi. Quando esco per prendere vino mi dà il cambio. Non sono un commentatore. Per forza. Giusto Filippo? Beh, bisogna. Torniamo in diretta qui da Mezzolombardo. 38 secondi sul cronometro, si riparte col secondo quarto. Gian, come hai visto il primo quarto? Molto interessante. Anche spunti tecnici interessanti. Da parte nostra, insomma, la capacità di volare in contropiede, di essere molto intensi in difesa. Gli avversari, abbiamo visto anche numerosi pick and roll centrali
che ci hanno messo un pochino in difficoltà. È sempre problema di palle. Fallo 1. Ah, ecco allora. Ospiti e cosa? Dov'è del... Si rinizia, secondo quarto da Mezzo Lombardo, Riviera in attacco, deciso al 24, vuole subito far vedere il riparto è fatto, ne mette 2, riparte Cela dal Monaco, Cali, Cela va dentro, risponde subito Cela, buona partita per lui per adesso, riparte Riviera un po' di risposta. Loro prestano a tutto campo con raddoppi e siamo usciti bene dalla situazione. Il 24 riguarda un po' il Saler, bisogna subito cercare di limitarlo, altrimenti... Non so se rimbomba la tua, siete di nuovo. Vediamo se ora è meglio l'audio. Abbiamo fatto degli aggiustamenti, ci hanno detto che c'era un po' di eco. Intanto c'è Frennes in lunetta, non ho visto cosa ha fatto il primo. Sbagliato il primo. Vediamo il secondo. Giù il secondo. 20-21, 9 minuti e 12 da giocare. Torna sul parquet Graziola. Quintetto adesso Carli, Cela, Frennes, Graziola, Dal Monaco. Buona recuperata, Dal Monaco è già dall'altra parte. Non va giù. Frennes non riesce a prenderla, prova a dare un paio di manate ma Attenzione. Cela in difesa. Spallata, tira giù un rimbalzo Carli. Subisce un buon fallo in difesa. Fallo del 24. Molto bene. Vediamo un po' se riusciamo a caricarlo di falli. Sarà difficile perché non penso che di professione faccia il difensore, ma... È il terzo? È il terzo, attenzione. Terzo quarto. Momento importante della partita. Quindi diciamo che se entra non potrà più difendere molto forte, almeno per un quarto. No! Poteva essere un end one se la portava fino in fondo Graziola, ma va così in... Un po' perplesso l'allenatore di Riviera, dice erano tutti fermi, come fa a essere fallo, però non sarò io a svelargli questo segreto. Un po' fortunosamente Davide mette il primo. Credo siano i primi punti della partita per Davide. Mi sembra di sì. Ha già fatto un canale. Ha già fatto... Vero. Si era già iscritto alla partita. Non sappiamo cosa ha fischiato l'arbitro. Cronometro fermo. Ah, i nostri cronometristi non hanno fatto partire il cronometro? Penso. Ripartiamo con Dal Monaco che la dà Cela un po' male nei piedi. Una stoppata con la mano di rientro per Graziola, molto bene. Intanto siamo dall'altra, penetra e scarica, Carli prova ad andare dentro, la dà Dal Monaco per Graziola. Prova a prendere il fondo Graziola, la dà fuori ad Alton. Cela. Bravi ragazzi, tanta pazienza, sono arrivati fino in fondo a mettere 2 punti importanti.
hanno sempre un buon gusto i punti quando si pensa che siano finiti i secondi. Clamorosa non presa del numero 31 che era da solo sotto canestro. Anche fallo. Anche fallo. Vediamo di chi è il fallo che non... Del numero, scusa? 11 nero, Alessandro De Pretto. Quindi, ma non ho capito, ha fatto fallo sul tiratore? No. No, fallo... Ah, per alla prendere lotta al posizione, rimbalzo, per sì, prendere sì. posizione. Falletto di Droid. Non capivo perché in principio ha alzato l'indice l'arbitro e quindi ha fatto canestro valido e libero, pensavo, e quindi non riuscivo a capire l'indicazione, ma si riparte dal fondo, quasi peggio. Manovra Bene, dai. di piede, il numero 23 gli schizza sul piede, palla fuori, c'è alla rimessa, pressano tantissimo i ragazzi di Riviera nella metacampo di Rottagliana. Torrisio prova ad andare dentro, la dà quasi in faccia a Graziola che non riesce, era Graziola o Graziola, ho visto bene, e non riesce a concretizzare, spara il 28, allunga le mani il 25, ne mette 2. Prende un rimbalzo clamoroso, bisogna dire. Sì. Si è allungato all'indietro, ha allungato la mano e l'ha presa, sembrava già persa per il numero 15, buone le sue doti. Non riesce neanche questa volta all'end one. Difendono forte i ragazzi di Riviera. Però stavolta tocca a noi cercare di sfruttare il fatto che sono carichi di falli. Se andiamo avanti così saranno fondamentali i liberi, come diciamo tutte le partite, anche perché ci piace dire questa cosa. Siamo a 6:46 dallo scadere del quarto e già 4 falli per gli avversari. Di cui di questi un paio ci hanno già portato in lunetta, quindi tutti buoni falli per noi, un po' meno per Riviera. Dal Monego in lunetta, fa girare tanto la palla, 0 su 2 per Dal Monego, ma siamo già dall'altra parte. Un po' fortunoso perché c'era una buona difesa di Carli. Più 5 Riviera. Vediamo se Torrisi trova il fondo della retina col suo sinistro magico. Meno 3. Tiro prova a rispondere, si smazza a canestro. Forse abbiamo capito perché tirano dalla media distanza. Sì, perché basta buttarla sul ferro, poi Esatto. il 15 si arrangia. Brutto tiro di Carli che non ho inquadrato. Un altro rimbalzo, un altro canestro. Bisogna prendere dei rimedi che non saprei cosa sono. Time out Magno Cavallo. Non è facile. La differenza fisica è importante, quindi i ragazzi stanno facendo il massimo possibile, secondo me. Diciamo che stiamo soffrendo terribilmente il numero 15, che sta facendo il bello e il cattivo tempo sotto canestro, e dobbiamo cercare di non so, Gianfranco dice la zona, però con un lungo così gliela passi dentro, lui prende la palla e fa un po' quello che vuole. L'ho visto a Padova, contro Padova, ci siamo messi a zona e ci ha massacrato il lungo. Siamo durati due possessi. Vediamo. Non è detto che vada avanti così, se poi non ci saranno soluzioni o alternative, quella della zona è un'opzione disperata forse, ma magari da provare. Sì, perché l'alternativa è che non prenda rimbalzi e che fa un canestro, quindi forse è meglio rischiare il secondo possesso, l'extra possesso sul tiro dal mid range.
Riparte Dal Monego per Frenes, Dal Monego. Manovra ancora Dal Monego, va dentro, scarica per Torrisi che pensa al tiro da 3. Poi va sotto, si gira, tira. Si è fatto una passeggiata in aria, tranquillo, beato Leonardo. Ne ha messi 2. Buona difesa in questo caso di Rotagliana. All'Onner e Carli di marcare il 15, gli avranno suggerito qualche cosa da fare, saltargli sulle spalle tipo. Qualche taglia fuori frontale, disinteressarsi del resto dell'azione forse. La smanaccia Droid, la butta fuori il 26 con un dietroschiena scellerato a centrocampo. Inutile direi, ma bene per noi. Sì, direi che i dietroschiena sono utili poche volte in una partita. E questa volta direi proprio di no. Va dentro Dal Monego, Flotterino, secondo ferro dice di no. Si è fatto un po' spaventare dal numero 15 che si metteva davanti. Non voleva ricevere la stoppata, siamo dall'altra parte, il numero 23 allarga da 3, solo Retina. Hanno una bella mano. 35-27, stanno un po' andando via, più 8 bisogna tenere in questa fase. Carli frontale, perde la palla. Bisogna fermare l'emorragia al più presto possibile. Prende 2 rimbalzi il 15, poi subisce il fallo del numero 8 Carli. Cambio Dal Monego, entra Cela. Secondo fallo di Jacopo. Secondo fallo, mancano 4 minuti e 12 nel secondo quarto. 27-35 in lunetta il numero 15. Giù il primo, anche è un lungo atipico, dovrebbe avere un ferro da stiro al posto della mano, invece ha fatto canestro. Sembra che abbia una bella mano. Non ci sono più i lunghi di una volta, Gian. Quelli col 30% ai liberi, che piacciono a noi. Anch'io avevo una bella mano. Ma tu eri un scellerata rimessa di Leo Torrisi che regala la palla. Adesso siamo un po' in difficoltà, time out. Magno Cavallo? Sì. Credo sia corretto farci 2 chiacchiere. E loro hanno 4 falli, però si riparte dalla rimessa, ma io credo che non sia corretto ripartire dal lato, visto che ha rimesso dal fondo senza che nessuno la tocchi, però non sono arbitro. Si riparte dal lato. Manovra il numero 15, spalle a canestro, Droid prova a tenerlo, da fuori sul 28 che ne mette un'altra. Riparte Torrisi per Frenez, prova ad andare dentro Frenez, non va, buona penetrazione però di Valerio che non ha prodotto i punti sperati. Attenzione al centro dell'area, attenzione. C'è il 28 che ha la manina calda, sta pensando di spararla, vorrebbe tanto, ma la passa il 23 che la spara lui. Buon rimbalzo di Frenez che la dà a Cela. Parte sulla linea laterale,
La dà dentro a Droid, che la ripassa a Cela. Dal mid range non riesce a... Pick and roll, attenzione, fanno anche il pick and roll. Il 28 si arresta. Gli dà fallo, ma forse se lo tuteliamo ancora un po'. Sembrava abbastanza fermo, dritto. E dritto, non ha abbassato le mani, gli ha dato un fallo. Gli stava camminando, stava un po' passeggiando. Però avete visto, cercano di sfruttare questo loro vantaggio facendo un pick and roll, un movimento insomma evoluto che sta dando i suoi frutti. Non so, forse gli arbitri hanno visto Antetokounmpo che ha fatto 5 passi stanotte e canestro ovviamente, ma ci sarà stato il passo 0 e il 0-0 e poi erano 3. Sbaglia il primo, mette il secondo, si riparte, ma c'è un cambio, esce Leo Torrisi, entra Davide Graziola. Imposta Cela, la dà Graziola, Frenes, De Pretto, Graziola, Cela, Carli, Graziola, prova il tiro, non riusciamo a costruire un attacco efficace. Dopo se entrava eravamo contenti, è uscito e abbiamo subito un altro canestro dal numero 28. Il passivo sta diventando importante, siamo 43-27. Rimessa Rotagliana dal fondo, il passaggio di Frennes non è arrivato a destinazione. Si scalda il pubblico degli ospiti. Carli purtroppo non riesce a concretizzare il buon movimento, sbaglia il canestro, non una gran serata realizzativa di Carli fino a questo momento. Almeno un buon fallo. Va in lunetta. Terzo fallo dell'avversario, fra l'altro. Sì, anche loro, il 23, Tresto è uno di quelli che ne fa abbastanza canestri. Sono un po' corti anche loro, a vedere dalle statistiche, girano con pochi giocatori. Vediamo Carli in lunetta cosa riesce a fare. Giù il primo, ferma il parziale perché era un po' che non segnavamo. 28-43. Un po' di fortuna, va giù anche il secondo. 2 su 2. Torna Dalton, esce Cela. Droid si lavora bene il 15. Il 28 se la sente calda, questa volta una mattonata che batte sul ferro. Carli ne mette altri 2, c'era già una manina, io avrei fischiato anche un falletto, visto che comunque mi chiamo Carli anch'io. Che coincidenza. Pick and roll, attenzione. Gli rimbalza fortunosamente, ma Dalton mano è veloce. No, Frennes, poi secondo me c'era fallo, ma comunque non faccio l'arbitro. Tiro un po' bruttino. In questo momento poteva esserci. Ah sì, ho visto. Poteva essere un altro tipo di infrazione. Fallo di Carli? No, fallo di Frenes, bene così. È il primo di Frenes, se no sarebbe stato il terzo di Carli. Time out Riviera. Direi che il coach non può lamentarsi del secondo quarto della sua squadra. Il risultato è 43-31 più 12.
Direi bene, molto bene De Pretto sul lungo, si sta sacrificando in difesa per contenere le scorribande del numero 15 di Riviera, che Sì, è sì, più di un problema in questa fase di gara. stiamo facendo il possibile. È chiaro che non si può limitare completamente. Ha preso veramente una quantità di rimbalzi Penso che li ha presi tutti incredibile. lui. Sì. Quando era in panchina non hanno tirato, quindi non ci sono stati rimbalzi. A parte gli scherzi, gran bella prestazione del ragazzo di Riviera. Ma direi che tutto il quintetto della squadra avversaria sta fornendo una bella prestazione. I tifosi al seguito credo che siano soddisfatti. Adesso ci aspettiamo qualcosa di più dai ragazzi di Rotagliana in questo finale di quarto. Manca 1 minuto e 13 sul cronometro. Rimessa nella metà campo. Droid lo spinge a tutto campo. Si consumeranno le sole delle scarpe a forza di spingersi uno contro l'altro. Dalton conquista il possesso per virtù del possesso alternato. È scivolato il ragazzo di Riviera e Dalton ne ha approfittato per mettergli le mani sulla palla. Riparte Graziola, sempre il pressing a 3. Non vogliono che ci siano passaggi facili neanche nella metà campo di difesa. De Pretto. Buona manina di De Pretto che e il 15 tocca per ultimo, si lamenta, ma Forse questa volta aveva anche ragione. può anche essere, però dopo in quei contesti lì è molto difficile anche per chi è lì capire se l'ha toccata o meno. Assolutamente sì. Bisogna andare un po' a sentimento e Gliela regaliamo però. gliela ridiamo per onestà, quindi anche qua Sampero dice il vero, forse era sua. Gioca col cronometro al 28 perché può andare fino in fondo. Dalton prova l'anticipo rischiando tantissimo perché se andava dentro scarica fuori, anche se non c'è rimbalzo. 0-3 sul cronometro, ma è 24 secondi. Sono 24, Sì. Sono 24, però non è che ce ne faremo molto perché non ha toccato il ferro la palla, il rimbalzo, e quindi non è rimbalzo, era cross. Finisce così il primo tempo, 31-43. Andiamo a bere qualcosa. Vi lasciamo con i nostri sponsor. Vi lasciamo con i nostri sponsor. Che attrezza faccio?
Prendi. Siamo di nuovo collegati, pronti per il secondo tempo, 31-43 per Basket Riviera su Rotagliana Basket qui a Mezzolombardo per la seconda giornata del campionato Under 15 Eccellenza. Questo è un recupero, la partita era stata spostata a suo tempo. E ritorna in campo Rotagliana con Dalmonico, Cela, Graziola, Torrisi e Carli. Rimessa per Riviera. Ripartiamo dal fondo, 31-43. Graziola per Torrisi. Prova ad andare dentro, cercare uno spiraglio da Carli. Carli scarica su Cella, Cella da 3. Non va. Buon ribalzo di Dalton. Che poi guizza fra 3 avversari. Si trova davanti il 15 ma mette 2 punti. Dai che dà morale questo canestro. Reimposta il numero 28 che va dentro, ne mette 2 facili. Imposta dal Monego sul numero 37 che prova a rubargli la palla. Fuori per Torrisi che prova da 3. Secondo ferro dice di no, c'è la prova a prendere il rimbalzo. Fallo di Dal Monego che provava la rubata. È molto rischiosa perché è facile incappare in un fallo. E dopo meno di un minuto, dopo poco più di un minuto, primo fallo per Rotagliana. Non c'è più accanto a me Gianfranco che è andato, aveva un piccolo impegno ma dovrebbe tornare. Manovra il numero 15 che riapre sul 33. Finisce il tempo a disposizione, buona difesa di Rotagliana che porta al scadere dei 24 Riviera nel loro roteare la palla sul perimetro della linea da 3. Riparte dal Monego. 2 azioni direi che possono dare un po' di morale ai ragazzi. Parte veloce Graziola. Scarica su Carli che la dà a Cela. Cela va dentro, fuori per Torrisi che prova ad andare dentro. Non passa Torrisi, non passa la palla. Riparte Riviera che riesce a trovare buoni spazi sotto canestro. Bisogna chiudere un po' l'area per evitare che trovino troppi canestri facili in transizione. Torrisi dalla linea dei tiri liberi, primo ferro gli dice di no, rimbalzo Riviera. Dal tiro dei 3 punti, buon taglia fuori di Carli sul numero 15. Prendiamo il rimbalzo, siamo già dall'altra parte dal Monego. Graziola, la prova da 3. Il ferro dice di no, ma pasticciano un po' a rimbalzo e rimessa a Rotagliana dal fondo. Torrisi pronto alla rimessa, si allaccia la scarpa un ragazzo di Riviera. Defense, urlano i supporter di Riviera. Carli. Buon guizzo, però Cela non gli brucia l'assist, peccato. Buona azione comunque dei ragazzi di Rotagliana che provano a rientrare in questa partita. Fa 90 passi e poi alla fine
non ne fischiano molti passi l'arbitro. È una lotta rusticana sotto canestro di Rotagliana, ma mette un po' d'ordine Graziola che riparte, scarica su Dalton che prova a metterla da 3, irrompe Torrisi, non va giù neanche questa, non va giù più niente. Bisogna togliere il plexiglass dai canestri, mani dappertutto di Cela, pensa al tiro dalla media. Imposta 9 sul cronometro dei 24. Fallo di Carli che tentava di negare la ricezione. Terzo di Carli. Non so, sarei curioso di vedere quanti falli ha subito il numero 15. Adesso magari vediamo. No, non riesco a avere accesso alle statistiche, quindi ne faremo a meno per questa partita. Si palesa un po' sui piedi, ma mantiene il controllo della palla e poi riesce ad andare dentro. 47-33. Graziola imposta per Rotagliana, taglia dentro per Dalmonego che ne mette niente, non va giù niente. Un po' sfortunati in questa fase. Esce bene di nuovo Graziola che non riesce a concretizzare il gioco da 3. Vediamo che fallo è del numero 15. È il secondo. No, è stato giudicato sul palleggio, ma avevo visto il 2 alzato. Strano. Quindi non sarebbe stato valido il canestro, neanche se avesse realizzato. Un canestro da 3 di tabella di Dalton dall'angolo quasi. Bene così, prima non andava giù niente, adesso è andato giù un tiro da 3 un po' fortunoso. Manovra Riviera, tenta di fermare la penetrazione Graziola, giudicato irregolare l'intervento. Si riparte dal lato, 3 falli Rotagliana, 1 Riviera, 36-49 per Basket Riviera. Possesso in attacco, se la sente il 28, rimbalzo del 4, tirata dentro al 15, Droid lo tiene lì, bravo Droid, rubata di Torrisi, che poi sbagliano clamorosamente il canestro. Bisogna andare dentro un po' più decisi. C'è il numero 15 a terra, non so cosa è successo, non ho visto. Non sembra nulla di grave. Ha subito un colpo. Chiediamo al videomaker di Riviera. Cosa è successo al 15? Accusa del mal di schiena, non proprio bellissimo giocare col mal di schiena. È Guggia Lorenzo, finalmente abbiamo il nome, me lo suggerisce qua Trapini, il mio assistente ai punti e alla grafica. Mette il secondo Dalmonego. Peccato, speriamo possa rientrare perché sarebbe un peccato perdere un protagonista di questa sfida. Però se ha mal di schiena sarà dura per lui. Dispiace per Guzza, stava facendo una gran partita. Un po' fortunoso il passaggio. Preso un altro rimbalzo. Tiro da 2, ancora sul ferro. Buon fallo subito da Graziola, ma sono assatanati sotto canestro. Se non prendono il rimbalzo mettono mani ovunque. Si riparte dal fondo, 37-49. Dalmonego per Graziola.
Cela, Torrisi, infrazione di passi, cambio per Riviera, esce il numero 24, che adesso mi diranno il nome, che è De Poli Edoardo, entra al 23, Righetto Thomas, manovra Righetto, la gira sul perimetro, Droid esagera un po', se lo vuole portare a centrocampo, fallo di De Pretto, che adesso lascia il campo per Carli. Non soddisfatto della chiamata arbitrale De Pretto, perché ha mandato anche in lunetta il numero 48 Lunardi Pietro, ma direi ottimo impatto sulla partita di Alessandro, 3 punti e un ottimo sacrificio in difesa, quindi può essere soddisfatto invece che disperarsi per quanto fatto finora. Vediamo se entra il secondo, un po' sfortunato, prende il rimbalzo Torrisi, la dà a Cela che porta sulla palla, sempre aggressivi i ragazzi di Riviera, non ci pensa 2 volte Dalton, molto corto, ma la prende Carli, un po' fortunatamente la dà a Cela, va dentro, lo azzoppano, dicono che non è fallo, siamo già dall'altra parte, pensa al tiro, poi parte e smanaccia la palla sul pressing di Graziola che genera la persa per Riviera. Adesso Torrisi lascia il campo a Frenez, si riparte dal fondo, 37-49, 3:45 sul cronometro, stiamo tenendo, ma non riusciamo a avvicinarci più di tanto nel risultato. Rimessa veramente sanguinosa, perché si porta... Qua buchiamo il loro pressing molto aggressivo e ci troviamo sotto canestro con Carli che ne mette 2. Rispondiamo un po', diciamo, a quanto fatto prima dai ragazzi di Riviera. Diciamo che il pressing così è molto rischioso se si riesce a far passare il pallone. Rimbalzo di Graziola che adesso può andare via. E finalmente arriva l'end one. Cavalcata di Davide Graziola che dal fondo della palestra arriva fino sotto canestro, appoggia 2 punti da sotto e va in lunetta con un libero. 41-51, potremo tornare sotto la doppia cifra di scarto. Vediamo se realizza Graziola. Il ferro risponde, Cela, Carli la dà a Graziola, ancora per Carli, Cela, Dalton da 3, primo ferro, esce, prova a ripartire, cade un ragazzo, niente di grave. Fallo su Carli, fallo di Carli che è il quarto. No, il quarto personale. Peccato, quarto di Carli che dovrà presumibilmente andare in panchina, un po' di problemi di connessione. Nel frattempo time out, 41-51, bonus per Rotagliana, 2 minuti e 41 sul cronometro. Quarto fallo di Carli che dovrà presumibilmente sedersi in panchina per questi minuti. Non ci voleva ovviamente questa chiamata arbitrale, visto che già abbiamo una panchina abbastanza corta per via delle
assenze di Ziller, Nuresi e Civettini. Ma i ragazzi stanno tenendo bene la partita, quando mancano si sopperisce alle assenze con la grinta e la voglia, e direi che in questa partita ce l'hanno fatta vedere, quindi possono che essere soddisfatti finora. Bisognerebbe riuscire a aumentare un po' l'intensità in questi 2 minuti e 40 che mancano alla fine del quarto per rientrare ulteriormente in partita. Liberi per il numero 48. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, ma l'arbitro dà invasione. Magnocavallo non è felicissimo della chiamata, quindi avrà un'altra possibilità il numero 48. Vediamo cosa combina. Sbaglia anche l'ipotetico terzo. Rimbalzo di Carli che la cede a Cela, che porta su veloce come il vento. Va dentro, non entra. Prende il rimbalzo per un attimo, poi la perde. Riprende la palla, la dà Dalton, che sbaglia, clamoroso questa azione. Scusate, non vi ho fatto vedere niente perché mi sono dimenticato di girare la telecamera. Dall'altra parte sbagliano anche loro. Pallonata nello stomaco di Carli, che adesso lascia il campo per fa posto a Leonardo Torrisi. Quindi si riparte con una rimessa dal fondo. Gliela toccano. No, non so cosa ha fischiato. Infrazione di piede, si riparte con 14 sul cronometro. Credo Frenez, così. Ripartiamo dal fondo con Davide Graziola. Dietro schiena, senza senso anche qui, che gli sfugge. Si ferma sul tiro libero, ne mette 2. 1 minuto sul cronometro, torniamo a meno 12. Time out, Magnocavallo. Avevamo fatto buone cose, purtroppo due azioni simili. Loro tirano tanto dal mid range e sono anche bravi nel farlo. Bisogna ricominciare tutto. Eravamo andati a meno 8, siamo tornati a meno 12, 1 minuto sul cronometro. Sarebbe importante rientrare un po' nel punteggio per affrontare il quarto magari senza troppi punti da dover recuperare. Vedremo se riusciranno in questi 3 possessi scarsi che mancano a generare dei punti e non subire canestri. Vediamo, entrambe le squadre sono in bonus, quindi bisogna fare anche un po' di attenzione ai falli. Vediamo cosa ha disegnato Magnocavallo e coach Andrea D'Avoglio per questo attacco. Torna Gianfranco. Riparte Frenez. La cede a Torrisi, che prova ad andare dentro, l'appoggia, sbaglia, Droid la smanaccia, la dà agli avversari. Siamo già dall'altra parte. Rimbalzo di Cela che porta sulla palla, la dà a Droid, che la scarica velocissima a Torrisi, che non riesce, da 2 gomitate il 15 a Graziola nel girarsi con la palla. Mette la bomba il 23, quello che non ci serviva. Cadono anche i materassi in segno di protesta.
58-43. Un po' di problemi di connessione, imposta Torrisi, buca l'anticipo, Cela. Buon passaggio per Frenes che un po' di confusione gliela butta sulla testa, 7 secondi sul cronometro, può andare fino in fondo Riviera. Finisce così con una mezza persa. Meno 13. Perché mi ha messo il router di Drio, non avevo un cazzo il wifi. Gian, sei tornato? Eccomi, scusate. Come è andato questo quarto? Il distacco più o meno... Sì, eravamo rientrati anche sul meno 8 a un certo punto, poi abbiamo perso un paio di palle, subito un paio di canestri che non dovevamo subire. Ci sono tornati un po' via, adesso il punteggio dice 58-45. Qualche problema alla schiena al numero 15, questo credo che sia stato un po' il motivo che ci ha fatto rientrare. Quarto fallo di Carli, che ha dovuto lasciare il campo per aspettando tempi migliori. E quindi siamo arrivati al quarto decisivo, quello che dirà chi si porta a casa la vittoria questa sera. Per Riviera sarebbe un bel balzo in avanti in classifica, andrebbe 2 vittorie e 3 sconfitte. Rotagliana sarebbe la prima vittoria e penso che sarebbe molto gradita a tutto l'ambiente. Ma vediamo cosa succede, perché sono 13 punti, sono tanti, sono pochi, lo dirà, lo sapremo fra 10 minuti. Parte Dalton. Risponde con la stessa moneta da Frenes, tiro dal midi, 2 punti. Direi che era l'inizio che ci voleva. In qualche modo il 15 ne butta giù 2 anche lui. Fischia fallo al numero 48. Ci manca tanto anche Ziller in questa gara, si sarebbe divertito contro il 15 a spingersi e a saltare per prendere rimbalzi. Purtroppo è qui in tribuna con noi con un tutore al piede, sperando che possiamo vederlo presto di nuovo in campo. Ma Droid di sicuro non lo sta facendo rimpiangere. C'è la da 3. Molto bene, perché Andrea si esalta se gli entrano questi canestri e riesce a aumentare il suo rendimento. Molto sfortunato adesso Riviera, che la balla sul ferro, poi parte Dalton, la butta per aria, dice fuori perché era uscito dal campo Andrea, pur rientrando non è riuscito a mettere tutti e 2 i piedi a terra, quindi vale l'ultimo posto dove hai lasciato il piede, in questo caso era oltre la linea di fondo. Ma va bene, 60-50. Torna Carli. Esce dal Monego. Riorganizza un po' il quintetto Magnocavallo. 8:42 sul cronometro. Carli si butta subito nella mista nonostante i 4 falli, prende una contesa per il via del possesso alternato. La palla resta di Riviera.
prossimo sarà di Rotagliana. La spara subito da 3, secondo ferro, rimbalzo, 2 passetti, però non ha messo giù la palla a rimbalzo, quindi ci possono stare. 28 pensa di spararla, poi apre, blocco, si complica un po' la vita, ma ha portato veramente via tutto il 15, quindi c'era la strada vuota. Torrisi va fino in fondo, secondo ferro, Droid la tocca, la prende, gliela ruba, Cela dal midi, secondo ferro, Torrisi la tocca, l'arbitro dà la rimessa a Riviera, non sappiamo come sia potuto succedere, ma lui ha visto sicuramente. Ripartono il numero 28, non ricordo il nome, entra sempre abbastanza facile. Sì. Troppo facili queste penetrazioni. D'altronde il ragazzo è molto molto forte. Persa di Frenes, tiro 15, arriva a rimorchio, mette 2 punti. Quello che non deve succedere, non dobbiamo perdere palle nella nostra metacampo, perché loro non sbagliano, sono molto aggressivi e se la perdiamo lì. Sì. E poi conquistano secondi tiri a rimbalzo con il numero 15, quindi bisogna evitare assolutamente di regalare palloni. Diciamo che stanno facendo quello che dovevamo fare noi, sono andati a più 16, bisogna subito reagire per contenere lo svantaggio che sta diventando importante quando mancano 7 minuti e 29 sul cronometro. Non ci sono squadre facili in questo campionato e ovviamente affrontarle con 3 defezioni non può essere una scusa ovviamente, ma sicuramente non aiuta, soprattutto magari quando hai squadre come Riviera che ti manca quel pezzettino per arrivare lì a giocarla un po' più alla pari rispetto che entrare in campo adesso con 7 minuti sul cronometro sul meno 16. Comunque la partita non è finita, nel basket si vedono tante cose, noi l'importante è crederci sempre fino all'ultimo secondo, perché bisogna allenare la mentalità, perché arriveranno partite dove all'ultimo secondo bisogna fare un canestro per vincerla e quindi continuiamo a giocare. Imposta Graziola per Torrisi, la dà dentro in post basso su per Carli che prova a scarica fuori su Cela che da 3 la mette. Buona giocata di Rotagliana, fallo di Cela. Non una buona difesa, ha provato a cercare la palla. Deve fare in quella parte del campo, te la fischiano sempre. Devi essere particolarmente fortunato a toccare la palla e andare in contropiede, però veramente difficile. Il 28 fa un po' il bello e il cattivo tempo. Entra, subisce fallo, va in lunetta. Quarto di Cela o sbaglio? Vediamo di chi è il quarto, si dispera Carli, ma non è il suo perché lui ne ha già 4. Attenzione, a questo punto non è neanche canestro. Il fallo è stato fatto sul palleggio. Vediamo. Fallo sul palleggio, credo. Ma non capisco come possa essere rimessa dal fondo e canestro valido. Manata di Frenes in difesa. Troppo facile.
Non ho capito la chiamata arbitrale, ma Anch'io sinceramente. Neanch'io. adesso fatto sta che siamo a 53-70. Non sappiamo neanche chi ha fatto il quarto fallo, a dir la verità. Gliela tocca, esce fuori la palla. No, non la tocca, era convinto Davide. Riparte Riviera. 6 minuti e mezzo sul cronometro. Buona difesa di Droi, si lamenta al 15 che è stato spinto. Adesso credo che il fallo l'avesse fatto lui. Arriviamo dalle parti del canestro avversario, non riusciamo però a entrare perché si chiude molto bene la difesa di Riviera. La spara Torrisi. Non ha visto se da 2 o da 3. Da 3, mi dice Gian da 3. Gian, come la vedi? C'è ancora qualche speranza, il quarto è ancora lungo, sotto di 14. Almeno i ragazzi reagiscono, hanno preso anche qualche buon tiro con delle triple. Non è detta ancora l'ultima, dai, proviamoci. Quello sempre. Sicuramente non abbiamo capito la chiamata di prima dell'arbitro. Almeno che il fallo non sia stato fatto da un giocatore estraneo all'azione di tiro e quindi potrebbe essere stato De Pretto che ha messo il quarto. Forse nel spingerci per prendere posizione hanno ravvisato l'infrazione, quindi canestro valido e rimessa dal fondo per Riviera che ha generato altri 2 punti, quindi forse è andata bene così a loro. Il punteggio dice 56-70, 6 minuti e 02 sul cronometro. Si riparte dal fondo col possesso di Riviera, se non vado errato. Non rientra in campo Rotagliana, Costa D'Avoglio parla un po' con l'arbitro, gli spiega le sue perplessità probabilmente su alcune chiamate, ma è sempre bene spiegarsi in maniera civile, come sta accadendo in questo frangente. Si riparte dal fondo, partita direi corretta, non ci sono stati... Ci mettiamo a zona. L'avevi chiamata nel primo tempo, zona 3-2. Ultima chance. No, 2-1-2. 2-1-2 mi dice Gianfranco, che è sicuramente più esperto di me. La fan girare, vediamo. Sicuramente la aprono con una tripla. Loro purtroppo hanno molto buoni tiratori da fuori e dal mid range, quindi contro la zona perde la palla a Torrisi che si era un po' avventurato in mezzo all'aria. La spara di nuovo, prende il rimbalzo, riparte Rotagliana. Non attacca forte Droid, l'area la gira su Cela. Non capisco la chiamata di passi dopo a piedi piantati per terra. In caso era prima passi, si chiede Lumi Cela. Era fermo, l'hanno chiamata dopo che si è fermato, è stato lì un quarto d'ora con la palla in mano. Qualche perplessità su questa chiamata. Buca l'anticipo, Carli il rimbalzo, riparte Torrisi che rischia di perdere la palla, però tutto sommato ha un vantaggio perché prova a attaccare Carli, la dà Dalton, Droid, un po' corto, fallo su Droid, clamoroso, non ravvisato. Finta a bocca Torrisi, ne mette 2. 75-56. Ci avviamo al ventello. Non va giù niente ad Dalton stasera. Siamo già dall'altra, non dobbiamo scoraggiarci. A girare la palla. Passi stavolta. Ha un po' ballato per far la finta.
però si è dimenticato di mettere a terra la palla, Gian. Sì. Torniamo a uomo. Io non sono un tecnico, però te l'avevo detto già che la zona non avrebbe Grande Filippo. ha avuto grande successo. Basta che vi tornate indietro al primo quarto e ve l'ascoltate. Malinteso sulla linea di fondo, Dalton tagliava, Graziola passava, la palla usciva. Torna Cela, gli lascia a posto Carli, 3,58 sul cronometro. Il numero 15 era uscito per mal di schiena, miracolosamente è riuscito a rientrare. Io di solito sto fermo 15 giorni quando mi viene un colpo di mal di schiena. Non capisce come mai. 15 anni. Forse è quello il problema. Non si capacita del fallo, però l'ha buttato fuori dal campo. C'è la sofferente, mi sembra. Rimessa rotagliana. Nessuna squadra in bonus, mancano 3 minuti e 55 sul cronometro. 56-75. Graziola con la palla in mano, la prende Dalton. Va dentro, ne mette 2. Finalmente gli riesce il suo gioco, cosa che non è riuscita per tutta la partita con continuità a Dal Monego. Rimessa rotagliana, c'è Dal Monego che si sistema le scarpe. Graziola prende palla. Dal Monego. Chiudono bene l'area i ragazzi di Riviera. Torrisi prova ad andare dentro. Manina, tiro delicato, però non entra, non la coglie il ferro. Ripartiamo. Gli tocca la palla ad Dalton, questa volta dovrebbe essere nostra. Cambio, Torrisi lascia il campo a Carli. 3,17 sul cronometro, 58-75. Dobbiamo provare a fare qualche canestro in più per aumentare la nostra media canestri, Gian. Siamo un po' bassini. Sì. Il nostro record in questo campionato è 62 contro Mestre. Sì. Bisognerebbe farne qualche uno in più per smuovere quel dato statistico. Vediamo, dai, qualche tiro dalla lunga distanza. Consegnata di Carli per Dal Monego che la scarica per De Preto che stava tagliando e invece gliel'ha data sulle mani, sul bersaglio. Secondo malinteso di serata in pochi minuti, diciamo, sempre una da una parte e una dall'altra. Imposta Riviera, ormai gioca sul velluto, fallo di Cela. Mi sa che siamo al quarto, anche per lui. No, al terzo, dice il terzo tavolo. Pensavo peggio per Cela, ma il quarto di prima era di De Preto, credo. Quindi adesso abbiamo Cela 3 falli, De Preto 4, Carli 4. Però ormai la partita è sul viale della sera. 2,48 da giocare. Graziola. Cavalcata di Graziola, la sbaglia. Un po'. Un brutto. Però rimessa, la mette Carli. Va bene, i 2 punti sono arrivati. Non disperarti. Arriveranno tempi migliori, Davide. Rubata di Carli che la cede a Graziola che subisce fallo palesemente. La cede a De Preto che la dà a Cela. Che la dà a Dal Monego, non riesce, si butta. Siamo già dall'altra parte. La sbaglia, però ci mette il corpo e prendono il ribalzo, prende la tripla solo come... Alla fine la prende Droid. La pallacanestro è quel gioco bello che alla fine la prende il Droid. Ancora una contesa.
Questa volta il possesso alternato dice Riviera. Time out chiamato da... non so da chi, Gian. Credo da Riviera. L'ha chiamato Riviera. Perché noi abbiamo esaurito i time out. 1,47 dice il cronometro, 60-75 dice il punteggio. I falli sono 3-3. Quindi siamo addirittura d'arrivo di questo turno infrasettimanale del campionato Under 15 Eccellenza fra Rotagliana Basket e Riviera Basket. Recupero della seconda giornata. In campionato la sta facendo un po' da padrone Orange One, che ha rifilato un centello anche alla Reyer, mi sembra, nell'ultima partita. Quindi, anche se ho visto dai tabellini che mancava uno dei due fratelli Osaiande. Sono un po' lo spauracchio del campionato. Quindi diamo il beneficio dell'essere corti anche alla Reyer in quella sconfitta. Aspettiamo il ritorno per il verdetto definitivo di questa sfida tra le due corazzate venete. Mette un piede in campo, un errorino che potrebbe regalarci un sorriso in questa finale di partita. Speriamo che generi una clamorosa rimonta di 15 punti in un minuto e mezzo. Invece no, genera una persa. Gli rimbalza sul piede, esce, direi che non faccio commenti sul gesto. Succede. Ancora troppe perse, Gian. Troppe, sì. Non si possono regalare tutti questi palle perse a squadre, diciamo, che hanno nei nostri confronti dei vantaggi fisici. Bisogna fare delle partite perfette per giocarci. Sì, abbiamo perso un po' troppe palle in maniera anche... Adesso io non dico questa, che può succedere che la palla scivoli sul piede sul meno 15, non è quello il problema, insomma. Però alcune perse sul malinteso, eccetera, bisogna evitarle. Intanto realizza il primo. Il 28 credo che può andare a casa contento stasera, ne ha fatti una caterva di punti. Sì. Sbaglia il secondo, ma in qualche modo si prendono il rimbalzo. Fallo del numero 82 dal Monego, secondo fallo in pochi minuti. È bonus, saranno 2 tiri, ci sono 2 cambi, succede di tutto, diciamo, in questo piccolo frangente di partita. Vediamo quarto anche per Dal Monego. Diciamo che la difesa c'è stata perché sono tutti carichi di falli, l'intensità ce l'abbiamo messa, le mani addosso anche. Sbaglia il primo. Anche il 15 credo che può essere contento della sua partita, speriamo non abbia nessun problema alla schiena per il proseguo del campionato. Lo rimanda al VAR Magnocavallo, l'arbitro, per la seconda volta per aver fatto un'invasione sul 76-60 e fa ripetere il tiro sbagliato. Adesso l'invasione l'ha fatta qualcun altro, credo. Molto fiscali sull'invasione e sui tiri liberi. Se tirava al quarto probabilmente Magnocavallo sarebbe entrato in campo. C'è spazio per Anfora. Esce Dal Monego un po' sfiduciato, non soddisfatto del tutto della sua partita, non gli è riuscito quello che voleva fare probabilmente. Alcune volte il ferro gli ha detto di no in maniera abbastanza rocambolesca. Airball di Torrisi. Intanto scusate, non ho girato, mi manca il mio cameraman che è via. Speriamo rientri presto col figlio Mattia.
manovra Riviera Basket, dentro, scarico fuori, la gira sul perimetro, di nuovo scarico, un po' di palleggi, prende il fondo, riesce a arrivare a canestro e metterne 2. 78-60, siamo dall'altra parte, Graziola, Prenes, prende la punta, Torrisi, Graziola, pensa al tiro, va dentro, rimbalzo di Anfora, poi Carli, corto anche lui, peccato, era il nostro 62esimo punto, avremmo eguagliato Il massimo stagionale. a loro, diciamo, un po' di più fortuna, anche se posso. Imposta Graziola all'ultimo possesso, Torrisi, sotto per Carli, che morbida, ho temuto il peggio Zan, ho temuto il peggio. Fanno festa i supporters, genitori, accompagnatori di Riviera, ne hanno ben donde, 80-62, seconda vittoria, 17 secondi dice il cronometro, non si accontentano però. Vediamo come finisce questa partita. Finisce con un canestro allo scadere che dice 82-62, ventello tondo tondo per Basket Riviera sull'Ottagliana Basket. Peccato. Bisogna lavorare ancora tanto in palestra, di sicuro. Non perdere la fiducia. Quando A tratti abbiamo giocato anche bene, ce l'abbiamo messa tutta. Però diciamo purtroppo ci manca che qualcosa. pian pianino sono andati via, ci manca qualcosa sicuramente, e ovviamente le assenze non possono essere un alibi, perché in una stagione che va da settembre a maggio è impensabile poter restare tutti i 12 sempre in forma, sempre sani, quindi la squadra così deve giocare, deve evitare perse stupide che danno magari morale agli avversari. Devo dire, alcuni ragazzi di Riviera molto interessanti già. Certo. Un paio di giocatori, anche di più, molto più, veramente molto tecnici, hanno fatto una bellissima partita. Complimenti a loro. E credo abbiano anche un'assenza importante. Sì, vedo un ragazzo che ha una mano fasciata, quindi al ritorno speriamo di poter essere entrambe le formazioni al completo per giocarci la partita senza dover rammaricare l'assenza di un giocatore piuttosto di un altro. Finisce così a Mezzolombardo la seconda giornata del campionato eccellenza contro Basket Riviera. Probabilmente sarebbe stato meglio incontrarla quando era la seconda giornata che non ora, però il campionato è così, le partite si giocano quando sono a calendario. Fan festa i ragazzi di Riviera, tornano mesti negli spogliatoi i ragazzi di Rotagliana Basket. Noi vi salutiamo per questo mercoledì infrasettimanale, ci rivedremo domenica a Padova. Grazie e buonasera a tutti.